Aggressione in via Tommaso Salsa, è stato dimesso il 70enne colpito al volto da un giovane che tentava di rubare l'auto della moglie e caccia al responsabile, deve pagare, dice il sindaco Mario Conte. Scontro tra un autobus della Mome e un camion carico di sabbia, il bilancio è di 3 feriti, non in modo grave, ma solo per miracolo non ci sono state conseguenze più gravi, è accaduto a Resana. Terzo mandato, domani il voto dell'emendamento, si decide in tempi brevi, ai cittadini interessa altro, sbotta Mario Conte, per Tosi ospite a Ringhi il candidato presidente sarà di Fratelli d'Italia. Al Museo di Santa Caterina, cerimonia per l'anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, contrasto ai reati di bancarotte e vigilanza sull'impiego dei fondi PNRR, le priorità. Presentato il bilancio sociale della Fondazione Caritas a Treviso, tra le voci una su tutte preoccupa, aumentano le richieste di aiuto da parte dei lavoratori. In arrivo l'ennesima ondata di maltempo, previsti per domani sera violenti temporali in Veneto con forti raffiche di vento e locali grandinate. La continua chiusura di negozi a San Trovaso di Preganziola, la frazione ha le potenzialità per attirare nuove attività, dice il sindaco Stocco. Presentazione al Tenni di Pier Francesco Strano, nuovo direttore sportivo del Treviso, che mira a un radicale rinnovamento della rosa in vista della prossima stagione in Serie D, puntando sui giovani della società. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché è ritornato a casa dopo 3 giorni di degenza in ospedale Antonio, il 70enne residente in via Salsa in città, aggredito nella notte di domenica da un giovane che aveva scoperto mentre tentava di scassinare l'auto della moglie. Piena solidarietà arriva dal sindaco di Treviso Mario Conte, che incontrerà il signor Antonio nei prossimi giorni. È tornato a casa dopo 3 giorni di degenza in ospedale Antonio, il 70enne aggredito mentre rientrava nella sua abitazione di Treviso in via Tommaso Salsa verso la mezzanotte di domenica scorsa. Ancora dolorante, fa fatica a parlare dopo aver subito 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e fatto saltare 2 denti. L'aggressore, un 30enne, probabilmente di origini straniere, l'ha colpito dopo essere stato scoperto mentre armeggiava intorno all'auto della moglie del residente, con il chiaro tentativo di scassinarla. Non una reazione istintiva ma ragionata, visto che il giovane prima si sarebbe allontanato per poi tornare scagliandosi violentemente contro il 70enne dopo aver calzato un guanto in maglia di ferro. Immediata la solidarietà del sindaco Mario Conte. Sarà mia cura andare ad incontrare questo cittadino che è stato brutalmente aggredito, innanzitutto per portare la solidarietà, e dopodiché rivolgo come sempre l'appello alle forze dell'ordine. Spero che venga individuato quanto prima il responsabile, denunciato e soprattutto che sconti la pena adeguata. Il giovane non sarebbe del tutto sconosciuto ai residenti, potrebbe essere tra i frequentatori di un locale della zona. Ora si attende la formalizzazione della denuncia per procedere con le indagini e la visione delle telecamere presenti nell'area. Voleva salire su un bus di linea senza biglietto, 42enne di paese pregiudicato da inescandescenza nella piazzale delle Corriere a Treviso in piena zona rossa. È stato per questo denunciato dai carabinieri trevigiani. Era già stato allontanato dal quadrante, pensate, il 16 giugno scorso. Il soggetto ha tentato di prendere il bus senza biglietto, giustamente l'autista lo ha redarguito e gli ha impedito di prendere posto nell'autobus, e questo come gesto di stizza gli ha rotto il tergicristallo. Quando i carabinieri sono arrivati nel piazzale delle Corriere, la tensione era a 1000 e forse hanno evitato il peggio, che quel gesto di stizza diventasse un'aggressione, magari fisica. Sono quasi le 10 del mattino nel quadrante caldo di via Roma, dove da un mese esatto è operativa la zona rossa. L'intervento dei carabinieri dell'autoradio ha fatto sì che nel corso di identificazione fosse verificato che il soggetto appunto era stato destinatario di un ordine di allontanamento lo scorso 16 giugno. Pertanto è stato denunciato e nuovamente allontanato dalla zona rossa.
Si tratta di un 42enne di paese che da tempo risulta incontenibile. Per lui è scattata una nuova denuncia, oltre al danneggiamento anche quella per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, ovvero il mancato allontanamento dalla zona tutela rafforzata, detta anche zona rossa, quadrante che resta sorvegliato speciale, quello di Via Roma, lo dicono i numeri di una sola giornata di controlli. Abbiamo identificato circa un centinaio di persone, di cui circa la metà erano stranieri, e non abbiamo rilevato nessun tipo di trasgressione o di atteggiamento che potesse dare adito a un ordine di allontanamento da quella zona. Fintanto che rimarrà in vigore l'ordinanza che dispone la zona rossa, i controlli continueranno sempre nella forma di interforze. Tragedia sfiorata, una vera e propria tragedia sfiorata, quella di oggi a Resana, uno scontro tra un autobus della MOM e un camion a carico di sabbia. Il bilancio è di 3 feriti. È di 3 feriti il bilancio del grave incidente accaduto intorno alle 13:30 a Resana, ma guardando le condizioni dei mezzi coinvolti l'epilogo poteva essere ben più drammatico. Il tutto è successo all'altezza della rotatoria conosciuta in paese come Rotonda Bianchi. Da quanto ricostruito dalla polizia locale, l'autobus della linea 208 proveniente da Castelfranco e diretto a Padova sarebbe stato fermo allo stop quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un camion che trasportava sabbia di una ditta che si occupa di pavimentazione. L'impatto è stato violentissimo, il mezzo pesante nell'urto si è capovolto finendo contro il bus e sfondando il parabrezza. Il carico del camion si è riversato sulla strada. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM che hanno soccorso l'autista dell'autocarro e il collega che viaggiava al suo fianco, rimasti entrambi feriti e trasportati all'ospedale di Montebelluna e Castelfranco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Lesioni lievi anche per il conducente dell'autobus, un 40enne di Resana, portato in pronto soccorso. Tutti illesi, fortunatamente, i 3 passeggeri che si trovavano in quel momento a bordo del mezzo di linea. Inevitabili e pesanti le ripercussioni al traffico, con la strada rimasta chiusa per qualche ora per permettere la messa in sicurezza dei veicoli e la rimozione della sabbia dalle carreggiate. Polizia locale ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina in via Dogali a Treviso per l'incendio che ha interessato il cassone di un mezzo per la raccolta della carta. L'intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme limitando la propagazione all'intero mezzo. Sul posto c'era anche la polizia locale. Paura all'alba di oggi lungo l'autostrada A28 in direzione Pordenone all'altezza dell'uscita di Godega di Sant'Urbano per un incendio che ha interessato il rimorchio di un camion che trasportava un mezzo agricolo. Il pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Conegliano ha consentito di limitare e spegnere le fiamme evitando che si estendesse ulteriormente. Sul posto anche la polizia stradale. Al Museo di Santa Caterina cerimonia per l'anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, contrasto ai reati di bancarotta e vigilanza sull'impiego dei fondi PNRR e le priorità. 5.400 interventi ispettivi e oltre 800 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali nell'economia trevigiana. È il bilancio riferito al 2024 e ai primi mesi del 2025 delle Fiamme Gialle, presentato in occasione delle celebrazioni per i 250 anni di fondazione del Corpo. Un'attività strettamente legata al tessuto economico della Marca, particolarmente importante in tal senso il lavoro in materia di fiscalità internazionale. La Marca è un territorio, come abbiamo detto, abbastanza ricco. Ovviamente ci sono dei rischi perché la ricchezza di questo territorio può essere appetibile da parte di soggetti di criminalità che vogliono derubare le ricchezze di questo territorio e portare queste ricchezze in altre giurisdizioni. Contestualmente si affianca il contrasto ad un altro tipo di attività illecite. Abbiamo sicuramente delle operazioni contro i bancarottieri. In questo territorio, che dicevamo essere molto ricco, ci sono però delle persone che mirano a spolpare sostanzialmente aziende sane, farle diventare incapienti e quindi lasciare sul lastrico numerosi lavoratori e appunto sottrarre queste risorse da aziende sane per portarle da altre parti. Sono stati 204 gli evasori totali individuati, 183 invece i lavoratori nero scoperti in provincia dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla luce 10 casi di evasione fiscale internazionale, 219 le denunce per reati tributari.
Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 119 interventi, di cui 74 in tema di reddito di cittadinanza. Complessivamente l'attività dei finanzieri ha permesso di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 3 milioni di euro. Altrettanto significativa l'attività di vigilanza per quanto riguarda il PNRR, che vede nella marca 4.000 progetti per un volume di finanziamenti di 1,6 miliardi di euro, 194 gli interventi di verifica. La nostra azione è quella di cercare di selezionare con le nostre banche dati, con il nostro patrimonio informativo, appunto quei soggetti che frodano tutti quanti, lo Stato ma anche tutti i cittadini, cercando appunto di accaparrarsi queste risorse senza averne titolo. Intanto da metà settembre dovrebbe iniziare il trasferimento degli uffici della Guardia di Finanza di Treviso dall'Appiani alla nuova sede ricavata negli spazi dell'ex caserma Salsa. Se tutto va secondo i piani, entro fine del 2025 occuperemo la nuova struttura. È stata segnalata dalla Questura di Treviso la scomparsa di una minore, Naissa Torresan, di 16 anni, residente a Treviso. La ragazza è alta 1,72 m, di corporatura normale, ha capelli castani chiaro con mesh biondo cenere, ondulati lunghi sino all'altezza dei gomiti e occhi azzurri. Si è allontanata dalla propria abitazione circa 10 giorni fa, facendo perdere le proprie tracce. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Naissa Torresan, 16 anni, vedete la foto diffusa dagli organi competenti. La pagina politica, il terzo mandato, come sapete ieri si è riaperta ufficialmente la partita al Senato con un emendamento specifico presentato dai senatori leghisti del Veneto, ma c'è da registrare una sorta di gelo tra i colonnelli leghisti in Veneto. Lo stesso Mario Conte, sindaco di Treviso, dice si decida in tempi brevi, i cittadini ci chiedono di parlare d'altro. Mario Conte che sembra sfilarsi definitivamente dalla corsa per le regionali. Intanto per Flavio Tosi, ospite a Ring, il candidato presidente sarà di Fratelli d'Italia. Io credo che sia davvero arrivato il momento di dire basta a queste trattative. Se si voleva fare il quarto mandato i tempi c'erano, si arriva all'ultimo momento con grande indecisione. Ringrazio la Lega per aver portato avanti fino all'ultimo questa battaglia. Oggi venga messa la parola definitiva, dopodiché bisogna cominciare a parlare di territorio e di visione, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ringrazio i senatori leghisti che hanno riproposto l'emendamento sul terzo mandato, Mario Conte, ma è un grazie che sembra più di forma che di sostanza. L'impressione è che nemmeno gli stessi colonnelli leghisti ci credano più al terzo mandato e quindi alla possibilità di uno Zaia Quater. Si decida e si chiuda quindi. Non ha senso la poca chiarezza, quindi spero che una volta per tutte questo emendamento venga presentato e venga votato e poi insomma si eviti di ritirare fuori la questione se non c'è la volontà politica. Se invece c'è, auspichiamo come tutti che si vada presto a conclusione. Per Flavio Tosi la mossa leghista a Roma in Commissione Affari Costituzionali è pura tattica. Secondo il coordinatore veneto di Forza Italia, quella sul terzo mandato resta, testuali parole, una manfrina. Secondo me la Lega vuole semplicemente dimostrare coi fatti che loro hanno provato a portare a casa questo risultato, ma il resto del Parlamento ha bocciato la proposta. Una perdita di tempo, fa intendere Tosi, ospite di Ferdinando Avarino a Ring, anche perché il candidato presidente del centrodestra sarà meloniano. Questione matematica, Tosi Dixit. Oggi il primissimo partito in Veneto è Fratelli d'Italia e per il Fratelli d'Italia il Veneto è la miglior regione, cioè alle europee il miglior risultato in assoluto l'hanno fatto in Veneto. Quindi se uno deve scommettere, e io lo dico da mesi, se uno deve scommettere, scommette che il governatore del Veneto prossimo sia di Fratelli d'Italia. Perché o Fratelli d'Italia esprime, quello che si diceva prima, o Fratelli d'Italia esprime il Veneto, o Fratelli d'Italia giustamente non ne pretenderà, gli verrà la Lombardia. Una partita a scacchi dalla quale sembra sfilarsi definitivamente il sindaco di Treviso e presidente Anci, che conferma di non aver nemmeno compilato il modulo di autocandidatura inviato dalla Lega agli iscritti. Io sono sindaco di Treviso, ho un impegno importante con la mia comunità e il mio obiettivo è quello di rispettare gli impegni che mi sono preso con i miei cittadini. Detto questo, poi sono a disposizione del partito. Nemmeno come consigliere?
No, io guardate, ho davvero tanto da fare. E c'è da registrare la posizione di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che dice: senza accordo tra Lega e Forza Italia non votiamo il terzo mandato. Così il colonnello meloniano Giovanni Donzelli, che tra l'altro domani sera sarà ospite proprio a Treviso di un convegno organizzato dai Fratelli d'Italia locali. Oggi l'ultimo saluto, voltiamo pagina a Luigi Mazzaro, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Tra il 2009 e il 2019 un'intera comunità in lutto. È lutto cittadino a San Zenone degli Ezzelini, bandiere a mezz'asta, quelle del municipio sono listate a lutto. È una comunità intera che si stringe nell'ultimo saluto a Luigi Mazzaro, sindaco per 10 anni, dal 2009 al 2019, e assessore durante l'amministrazione del primo cittadino, Speranza Marostica. Una persona molto amata in paese, ma anche sul posto di lavoro. Tutti gli riconoscono saggezza nelle scelte, serietà e correttezza. Una figura che lascia sicuramente un grande vuoto, e il paese si è stretto alla famiglia in questo momento di dolore. Questo 25 di giugno è un momento delicato della nostra storia per i familiari che perdono una bella persona, gioiosa, sorridente, ma seria. Per gli amici che rappresentano le istituzioni, un collega che credo abbia dimostrato di interpretare al meglio quello che gli era chiesto. Ma anche come comunità cristiana siamo felici di averlo avuto come compagno di viaggio. La chiesa di San Zenone è gremita, ci sono gli alpini, anche Luigi Mazzaro lo era, il suo cappello è appoggiato sopra la bara, ci sono i sindaci del Bassanese e del Trevigiano, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcone, il primo cittadino di San Zenone Fabio Marin, che ne ha preso il testimone e che con la morte di Luigi Mazzaro perde un amico e un prezioso consigliere. Con il suo modo sempre gentile di fare, sempre pacato, con il suo modo davvero non era mai fuori posto. Una grande persona ci lascia il nostro già sindaco Luigi Mazzaro. Nuova allerta meteo gialla in Veneto dalle 14 di domani alle 6 di venerdì 27 giugno per temporali. Il meteo regionale prevede infatti instabilità in aumento a partire dalle zone montane in successiva estensione ad alcune zone della pianura. Saranno probabili forti rovesci con raffiche di vento e grandinate. In considerazione di queste previsioni il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale. Presentato il bilancio sociale 2024 della Fondazione Caritas Treviso, si tratta del primo bilancio della Fondazione braccio operativo della Caritas diocesana ed emerge un fenomeno, preoccupa parecchio, ci sono sempre più lavoratori poveri. È un fenomeno degli ultimi anni, anche i cosiddetti working poor, cioè lavoratori che pur avendo un lavoro non riescono non solo a tirare fine mese, ma neanche a pagarsi una stanza, e che sono perciò in situazioni di grave marginalità. Al momento ancora marginale, ma il fenomeno dei lavoratori che chiedono aiuto alla Caritas, che sia per un posto in cui dormire e lavarsi, che sia per un pasto caldo, è in aumento, e questo, dice Don Baratto, va attenzionato. Che chi lavora non possa essere pienamente cittadino preoccupa. Affitti alti, stipendi che diminuiscono sono all'origine di questa realtà emergente che interessa situazioni diverse. Dai separati, dai giovani che non trovano, o che passano da un contrattino all'altro e che non hanno magari l'appoggio familiare, a chi è anziano e che è rimasto improvvisamente a terra dal punto di vista lavorativo. Spesso le richieste d'aiuto alla Caritas servono proprio per mantenere quel prezioso posto di lavoro. Non potersi lavare, non poter andare in ordine, andare dopo una notte vissuta in strada, non è un impegno facile.
lavorare così. È uno dei dati più significativi del primo bilancio della Fondazione Caritas Treviso riferito al 2024. Presso la Casa della Carità sono state 21.382 le cene somministrate con 60-90 pasti ogni sera, mentre il dormitorio ha registrato 6.460 pernottamenti e i dati sono in continua ascesa. Per quanto riguarda gli ascolti, nel 2022 erano 1.459, nel 2024 1.903. 6.124 i pernottamenti nel 2022, oggi se ne contano 6.460. Anche la richiesta di pasti aumenta dai 15.054 di 3 anni fa ai 21.382 del 2024. Per quanto riguarda invece il centro di ascolto, le persone accolte sono state 513, per 235 è stata la prima volta. I principali bisogni rilevati sono legati alle spese per i documenti, al problema sanitario riferito soprattutto all'acquisto di farmaci e al pagamento di ticket e ancora l'emergenza abitativa che rimane la questione principale. Stiamo navigando non a vista ma con delle mete precise, con una metodologia che affiniamo sempre di più ogni anno. I temi dell'economia, Sport System tiene complessivamente il distretto di Montebelluna a trainare l'export. Resta però il rammarico tra le aziende per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché sono insostenibili i costi per diventare sponsor. Dalla Camera di Commercio appello per i costi dell'energia. Il nostro appello è quello di cercare di ridurre un po' i consumi anche dei costi nostri aziendali, in primis l'energia elettrica. Resta questa la richiesta più urgente delle aziende all'esecutivo. Solo abbattendo i costi dell'energia si possono destinare più risorse all'innovazione e quindi al motore del Made in Italy, e questo in un momento in cui vi è più di una spada di Damocle che pende sulla testa di imprese e consumatori. Ovviamente se ti calano le bombe è normale che uno non pensi a comprarsi la scarpa o a cambiare il mobile o la macchina. Ecco, che cessino queste guerre quanto prima. Il quadro è di incertezza, ma l'export continua a trainare il paese, così come il nord-est. In Camera di Commercio il punto sullo Sport System della Marca, 743 imprese, quasi 8.000 addetti nei 16 comuni del distretto, un fatturato che supera i 3 miliardi e 200 milioni di euro annui. Solo le esportazioni nel primo trimestre di quest'anno hanno pesato per 402 milioni di euro, più 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tiene il mercato del lavoro in crescita i contratti a tempo indeterminato. L'unica cosa che dobbiamo fare è investire sui giovani, è necessario, non c'è un'altra strada. Senza di questa comunque siamo out. Dall'altra parte bisogna cominciare a passare messaggi positivi. Resta però un rammarico di fondo se si guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove gli sponsor principali saranno quasi esclusivamente multinazionali, nonostante buona parte degli atleti indossi calzature e abbigliamento di marchi locali. I costi sono insostenibili anche per le mega aziende del distretto, perché comunque il valore di un'entrata pubblicitaria in quel tipo di ambiente è al di fuori delle nostre portate. Non so se questo fosse fattibile da un punto di vista di accordi pre-Olimpiadi, purtroppo è al di là di quello che io posso dare una risposta. Anche qui non dobbiamo solamente vedere le cose negative, perché comunque il boost delle Olimpiadi è comunque un boost importante. Chi soffre sono invece i negozi di vicinato, come a San Trovaso di Preganziole. Ieri sera vi abbiamo raccontato della moria che si sta registrando. Ci sono le parole del sindaco Stocco che dice la frazione però ha delle potenzialità per attirare nuove attività. Stanno chiudendo tutto. Sta chiudendo tutto? Tutto quanto. Poi c'è il panificio che va chiuso anche quello. Qui in paese sta chiudendo un po' tutto, è chiusa la tabaccheria, chiusa la merceria, chiusa la banca, un po' d'anni e è sparito tutto. Sta morendo? Sta morendo il paese. In una decina d'anni la frazione di San Trovaso ha perso molte attività commerciali, dal fruttivendolo all'edicola, dalla cartoleria alla tabaccheria, e adesso si appresta a vedere altri 2 negozi storici, il supermercato e il panificio, abbassare per sempre le serrande. La preoccupazione è che il paese si svuoti. Il problema è proprio quello di immaginare una frazione che sia vissuta come un quartiere, vengono meno delle attività che sono utili ai nostri anziani, a chi generalmente non guida. Bisognerebbe immaginare appunto un territorio dove si può
ci si può incontrare per strada, si può uscire camminando, ma è difficile laddove non vi è una piazza da vivere. Secondo Freda, per riqualificarla la frazione va ridisegnata. San Trovaso avrebbe bisogno di essere ripensata appunto dal punto di vista urbanistico e anche dal punto di vista degli incentivi per le attività che ci sono e che intendono insediarsi. L'amministrazione comunale ha tutta l'intenzione di stare al fianco dei cittadini e di chi è pronto a puntare sulla frazione aprendo nuove attività. Ha delle potenzialità e ci teniamo appunto a rappresentare tutte queste potenzialità anche in un'ottica di poter attirare nuovi soggetti che appunto qui in frazione trovano sicuramente un ambiente favorevole per avere poi anche uno sbocco di tipo lavorativo. Accanto all'impegno delle istituzioni però deve esserci anche quello dei cittadini che devono adattare le proprie abitudini tornando a consumare nei negozi di prossimità. La mobilitazione che si sta creando dimostra la sensibilità della cittadinanza e anche della frazione rispetto alla necessità di tener fermi dei presidi nel territorio, e questa è una responsabilità ovviamente che riguarda tutti noi, riguarda le istituzioni, riguarda ovviamente anche le abitudini di consumo dei nostri concittadini che in questa fase stanno dimostrando con l'attaccamento a questo punto vendita davvero una grande consapevolezza. I temi della salute: dal 15 luglio a Pieve di Soligo tornerà operativo il centro vaccinale, ma l'area pedemontana, in particolare l'Asolano, resta Novax. È localizzata nell'Asolano e in genere nella pedemontana del Grappa, l'isola dei Novax della Marca. E i dati presentati dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi a Conegliano parlano chiaro. Asolo si vaccina poco, lo sappiamo. Se a Pieve, nell'area di Pieve, nell'area di Treviso abbiamo il 95%, quindi la percentuale che è quella del Veneto, quindi molti vaccinati, giusto quello che prevedono i LEA. Purtroppo invece nell'area dell'Asolano abbiamo l'85-87%. Ben 10 punti in meno rispetto non solo alla media provinciale ma a quella del Veneto, dove l'ULSS di Marca è terza dopo Padova e Verona. E c'entra poco l'esperienza Covid. È un problema un po' della pedemontana, che comunque è un problema antico, e credo che insieme al collega noi stiamo lavorando per fare in modo di innalzare e di convincere sempre più persone a vaccinarsi. Insomma, la gente di Collina è quantomeno sospettosa sull'effettiva efficacia dei vaccini, ma ancor di più su possibili effetti collaterali. È dimostrato, nelle vaccinazioni sono sostanzialmente, se proprio vogliamo essere proprio precisi e puntuali, luogo di iniezione, qualche volta un po' di irritazione, che comunque passa subito, e qualche volta una puntata febbrile che si riduce alla sera con un po' di tachipirina. Abbiamo il bugiardino, chiamiamolo così, dove andiamo a vedere quali sono le componenti del vaccino. Viene chiesto alla persona se lui è allergico a quelle componenti, si possono fare anche dei test per verificare prima di fare la vaccinazione, quindi nessuno fa qualcosa per ledere la salute di qualche altro. Vaccinazioni importanti non solo per i bambini ma anche per adulti e soprattutto anziani. E per agevolare la popolazione del quartiere del Piave, dal 15 luglio tornerà operativa la sede vaccinale di Pieve di Soligo negli storici locali dell'allora ULSS 7. Un decentramento chiesto a gran voce dai cittadini. È chiaro che se i servizi vengono dislocati, magari anche efficientandoli, però sempre in luoghi più lontani, diventa difficile e anche costoso per la cittadinanza doversi spostare. Agevolare quindi e sensibilizzare i cittadini verso le vaccinazioni, che in casi come la polmonite bilaterale o il fuoco di Sant'Antonio sono l'unica soluzione preventiva, e che dal 1953 hanno azzerato i casi di poliomelite. Per ultimo, vaccinarsi significa anche non sottrarre risorse ad altri settori della sanità trevigiana. Rispetto a un costo minimale che va intorno ai 20 euro, noi troviamo poi, per curare la patologia, andiamo intorno ai 5-10 mila euro. Pronti a portarvi a Nervesa della Battaglia, poi parleremo anche del Treviso Calcio, ci sono delle importanti novità, lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per portarvi a Nervesa della Battaglia, dove in occasione del 107° anniversario della battaglia del Solstizio e della morte del maggiore pilota Francesco Baracca e del 110° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, domenica si sono svolte le tradizionali cerimonie del Solstizio al Sacrario Militare del Montello e al Sacello Baracca. Le celebrazioni hanno visto la presenza di autorità e sindaci del territorio, ma anche della generale di divisione aerea
Marco Lant, comandante delle forze da combattimento e delegato dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di brigata Domenico Leotta, comandante della 132esima Brigata Corazzata Ariete, presente in rappresentanza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Particolarmente significativa anche la partecipazione delle tante, le vedete, associazioni combattentistiche d'arma del territorio. Così dunque la domenica di Nervesa della Battaglia. Lo sport con la presentazione al Tenni del nuovo direttore sportivo del Treviso Calcio, che mira a un radicale rinnovamento. È Pier Francesco Strano, il nuovo direttore sportivo del Treviso Football Club. Il 33enne romano è stato presentato nella sede di Via Foscolo alla presenza del vicepresidente Alessandro Botter. Strano, da 10 anni nel panorama calcistico, arriva nella Marca dopo un'ultima stagione da responsabile scouting dell'Avellino. Per la società biancoceleste, che disputerà la prossima stagione in Serie D, una ventata di rinnovamento. Sicuramente lavorerò duramente con entusiasmo, con passione per dare una gioia ai tifosi, per dare una gioia alla città e per dare una gioia soprattutto anche alla proprietà e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Ci saranno dei cambiamenti rispetto alla passata stagione, sia per quanto riguarda la guida tecnica che per quanto riguarda il gruppo squadra, e successivamente poi nelle prossime settimane vedrete i primi volti nuovi che verranno ad indossare questa storica maglia. Poche conferme rispetto all'organico che ha disputato la stagione 2024-2025. L'obiettivo, dice Strano, è quello di inserire giovani di prospettiva, soprattutto di proprietà, per iniziare un processo di patrimonializzazione del club, affiancando loro anche giocatori esperti. In questo modo si punta a creare un mix solido come squadra e con esso la risalita verso le categorie superiori. Cercavamo un direttore sportivo giovane che però avesse esperienza in squadre professionistiche e che soprattutto conoscesse i giocatori dall'eccellenza alla Serie A, dalla Sicilia sino alla Val d'Aosta. Siamo arrivati alla scelta di Strano e posso dire dalle prime settimane con le quali sto collaborando con lui che è stata sicuramente la scelta giusta. Vi raccontiamo adesso la storia di due trevigiani in bicicletta da Milano a Cortina e vediamo insieme qual è il loro obiettivo. Abbiamo pensato di unire le due città olimpiche, Milano e Cortina, andando in bicicletta, perché le Olimpiadi sono il simbolo dello sport, lo sport è il benessere. Due amici, Leonardo e Alessandro, appassionati di bici ma anche solidali con le persone meno fortunate, stanno per partire per l'impresa di unire Milano e Cortina, le città olimpiche, attraverso le tante ciclabili che attraversano il nord Italia, per sensibilizzare le persone sull'importanza di fare sport, ma anche per raccogliere fondi in itinere per l'associazione Keystone. Noi ci sentiamo fortunati nel fare questa cosa qui e quindi abbiamo pensato di raccogliere dei fondi per i medici che si occupano di persone che sono persone bisognose. Un viaggio che partirà dal Duomo di Milano mercoledì, pianificato in ogni dettaglio. Partiremo dal Duomo di Milano, quindi autodiritto, e seguendo le ciclabili arriveremo al Lago di Garda. Dal Lago di Garda poi andremo verso Trento e poi verso l'Alto Adige per arrivare a Bressanone, Dobbiaco e Cortina. Un viaggio lento alla riscoperta di luoghi non trafficati e riconnessi con la natura e l'uomo che ad essa appartiene. Emozioni e benessere su due ruote che si potranno seguire anche via social. Noi durante il nostro viaggio daremo un input tramite il canale social nostro, di Leonardo e Alessandro, a Leonardo Moretto e Ale Brex 69, e chiederemo agli amici, perché noi vogliamo portare simbolicamente più persone in questo viaggio. Io dico che sia proprio un viaggio di emozioni, anche perché poi strada facendo si aggiungerà un altro amico, Davide Piccoli, e un altro amico, Marco Pinzi, che ci sono vicini in questo momento. Quindi sarà un 500 km di emozione. Noi adesso andiamo a Belluno.
Tanti cuori per Cancia. 10 giorni dalla frana, la Proloco di Borca di Cadore lancia la raccolta fondi per gli abitanti colpiti dall'evento. L'iniziativa nasce in accordo con il comune di Borca di Cadore e permetterà di raccogliere tutte le donazioni a sostegno delle famiglie colpite dalla violenza di massi, fango e acqua scesi dall'Antelao. In questi giorni verranno raccolte le donazioni e poi, in base alle indicazioni che arriveranno dal comune, i soldi verranno consegnati direttamente alle famiglie coinvolte. Per partecipare è possibile fare la propria donazione tramite bonifico bancario, indicando come causale donazione Cancia sul conto corrente intestato della Proloco di Borca di Cadore. Da Guardia di Finanza, oggi d'anniversario anche a Belluno, nello scenario suggestivo del chiostro del seminario vescovile, l'attività delle Fiamme Gialle bellunesi che è rivolta ai cantieri olimpici, proprio un focus sui giochi invernali del 2026. Tanti dati per la Guardia di Finanza della provincia di Belluno in occasione della 251esima edizione della sua festa nazionale. Individuati 104 evasori totali e 5 casi di evasione fiscale internazionale. Scoperti 127 lavoratori in nero o irregolari, sequestrati beni frutto di evasione o di riciclaggio per 800.000 euro. La mission, come abbiamo detto, si è sicuramente evoluta nel tempo. Ormai non si parla più di contrabbando, anche se le nostre origini sono quelle. Oggi c'è una lotta serrata alla criminalità economica, soprattutto organizzata, di stampo mafioso o camorristico. Ci sono diversi fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, di investimenti in valute specifiche come le criptovalute, quindi una realtà operativa sicuramente molto più complessa e che chiede tantissima professionalità, tantissima formazione e aggiornamento da parte nostra. La Guardia di Finanza in provincia di Belluno ha anche verificato la corretta esecuzione di appalti pubblici per quasi 12,5 milioni di euro e grande attenzione è stata e verrà ancora prestata a tutto quanto si muove nell'orbita dei giochi invernali di Milano Cortina 2026. Da parte mia posso dire che metteremo sempre il massimo impegno per mantenere alta questa vigilanza. Ad oggi non abbiamo dei segnali indicatori negativi, però ci sono ancora tante opere in corso. Molte volte le possibili irregolarità vengono individuate anche una volta ultimata l'opera. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno, con la stessa determinazione che abbiamo avuto fino a questo momento. Applicazione delle nuove tecnologie per prevenire la mortalità accidentale della fauna selvatica durante l'attività di sfalcio dei prati. Sulla base delle sue competenze relativamente alla gestione faunistica, la provincia di Belluno ha accolto la proposta avanzata dal mondo agricolo e anche da quello venatorio relativamente all'applicazione di nuove strumentazioni per l'individuazione dei piccoli di capriolo prima del taglio dei prati. La Polizia Provinciale infatti sta già svolgendo prove sperimentali di sorvolo con droni muniti di termocamere in grado cioè di visualizzare quali corpi caldi, piccoli di capriolo o anche altre specie come le lepri su superfici prative della Val Belluna prima dell'attività di sfalcio, individuando così i nuovi nati. Risorse per la montagna, parliamo di fondo dei comuni confinanti, priorità soprattutto al supporto alla residenzialità, all'impiantistica sportiva e al proseguimento dello sviluppo delle piste ciclopedonali. Tutti gli aggiornamenti. Si è riunita a Palazzo Piloni l'assemblea dei sindaci dei comuni di prima fascia del Fondo Comuni Confinanti. Oltre all'integrazione di due progetti già finanziati dal Fondo, quello relativo alla cittadella dei servizi dell'Unione Montana Comelico per 652.000 euro e quello inerente al progetto Abitare Assieme del Comune di Sedico per 1,5 milioni, i sindaci hanno dato il via libera all'unanimità alla proposta di utilizzo del 7° stralcio della programmazione d'area vasta a valere sulle risorse 2019-2027. 25 milioni è la chiusura definitiva della programmazione che va dal 24 al 27 e chiaramente è una programmazione che è stata vissuta dai territori con tante riunioni anche dei sindaci che ha una
caratteristica particolare. 7 di questi 25 milioni sono dedicati alla residenzialità. Sono state portate in approvazione dall'Assemblea dei Sindaci 22 schede progetto per un investimento totale previsto di 29 milioni e mezzo, 25 dei quali derivanti dal contributo del Fondo Comuni Confinanti. Noi dovremmo assistere i comuni, aiutare i comuni a creare e a ristrutturare laddove hanno la disponibilità degli alloggi e a metterli a bando, ripeto, a bando nazionale, perché possano arrivare delle famiglie numerose con figli dalla città, gente che ama il verde, gente che ama la montagna e che in qualche maniera possono, uso un termine improprio perché non è tipico dell'umano, ma ripopolare territori che stanno veramente perdendo tutti i numeri e anche tutti i servizi. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né da Belluno né dalla Marca Trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.